Buonasera a tutti, sono Stefano Cecchetto e sono l'organizzatore di questo ciclo di conferenze che riguardano appunto la mostra Rivoluzione Vedova che c'è al terzo piano del museo. Questo è il quarto incontro e sarà centrato proprio sull'esperienza didattica di Emilio Vedova, di quella che poi diventerà l'Aula Vedova per tutti come diciamo, nome ormai acquisito diciamo, nel lessico generale. L'esperienza di Emilio Vedova in aula era un'esperienza molto attiva, nel senso che non era un professore sui generis, era proprio un artefice in qualche modo, un alchimista e comunque anche un attore di se stesso. E, appunto, so appunto, dai racconti anche che mi faceva Fabrizio Gazzarri, che è stato suo assistente anche in quel frangente delle lezioni, il suo porsi nei rapporti con gli artisti, con gli studenti, era soprattutto fisico, cioè proprio la fisicità dell'opera veniva trasmessa anche ai giovani studenti che lo seguivano. Le sue lezioni erano molto seguite, molto frequentate, ma questo poi il professor Caldura, che è il direttore dell'Accademia di Belle Arti, ve ne parlerà con più dovizia di particolari. E comunque quello che Emilio Vedova riusciva a fare nell'aula era come se fosse nel suo atelier, nel suo studio, cioè la fisicità, lo scontro di situazioni e soprattutto anche questo senso del trasmettere agli altri il suo lavoro e in qualche modo essere didattico. Ecco, direi che forse adesso Riccardo sarà più esaustivo di me in questo senso. Bene, buonasera. Allora, sì, sia chiaro che io ho incontrato Vedova in accademia, ma per motivo del tutto occasionale, che riguardava cosa? Il fatto che stavo svolgendo una ricerca, ero all'università e lavoravo all'Università di Lettere e Filosofia e svolgevo una ricerca per conto dello UAV, con cui collaboravo allora, per cui dovevo usare gli archivi dell'Accademia nella vecchia sede in Campo della Carità accanto al museo, alle gallerie dell'Accademia. E per andare lì dove lavoravo, che era il Tablino, passavo di fronte all'Aula Vedova, quella che hai ricordato tu. Ho visto Vedova in azione e mi è rimasto veramente molto impresso nella memoria, perché lavorava sulla lavagna, con gessetti, alternava gessetti colorati a rapida velocità e schizzava continuamente schemi legati al suo modo di attraversare le arti, in particolare del Novecento, evidenziando come le problematiche che emergevano da uno spazio futurista, da uno spazio cubista, da uno spazio neoplastico, riguardassero le questioni stesse del suo concetto di spazialità. Come dicevi tu, era un riversarsi continuo dell'aspetto creativo sull'aspetto formativo. E davvero non era un insegnante attraverso il quale potevi passare rimanendo indenne. Lo potevi amare molto, potevi rifiutarlo e andare altrove, ci sono stati anche questi studenti ovviamente, però è chiaro che la didattica era particolarmente caratterizzata. E questo ricordo, insomma, questa impressione che avevo, era stato metà anni 80, penso, no? Anche un po' prima.
è ciò che mi fa prendere spunto per quanto posso dire adesso. Allora, c'è un antefatto, che questo insegnante è privo di educazione formale. Cioè, questo è un eccezionale insegnante dal punto di vista internazionale, ma non ha un'educazione, è praticamente uno che si è fatto da sé, un autodidatta. E tanto se ha frequentato le scuole serali, ma le elementari, tutto ciò che ha imparato lo ha studiato da sé. Viene fuori da una famiglia operaia certamente non ricca, con più figli, ha dovuto mettersi a lavorare molto presto per le esigenze della famiglia stessa, a cui doveva portare insomma il suo contributo, ma evidentemente la pressione che aveva, la pressione all'espressività che aveva, è stata tale che anche in una famiglia non abbiente, veramente non abbiente, qualcuno si è reso conto, la nonna, ma anche lo stesso padre, oltre a poi dei parenti dal lato materno, che c'era una capacità incredibile in questo giovane spilungone, perché vedo è molto alto, magro, inadatto al lavoro. I lavori che ha fatto in realtà gli hanno anche arrecato qualche problema di salute da più o meno adolescente. Non poteva che dedicarsi all'arte e alla sua formazione, cioè, per cui la formazione è avvenuta nelle biblioteche veneziane, andando in giro per i musei e studiando, imparando in maniera ossessiva tutto. Non si conoscono bene gli inizi di Vedova, o meglio, quegli inizi che si conoscono sono legati a una serie di disegni del 35-36 pubblicati sull'Illustrazione italiana. Sono, allora, Vedova quant'è? È del 2000, no scusami, siamo 36-37, lui nel 1919, quindicenne, 16 anni, sì, 15-16 anni. Sono incredibili perché già il problema a cui ho accennato in avvio, cioè quello dello spazio, già appare quando fa questi incredibili, famosi studi di architetture veneziane, di interni di architetture veneziane, no? Qui vedi già un controllo notevole della spazialità, anche prospettica, e però questo impulsivo gesto segno così marcato, così vibrante, che caratterizzerà poi tutto il percorso progressivamente verso il gestuale, dunque l'informale, e quello per cui Vedova è una delle figure più riconosciute a livello internazionale. Però già nei disegni da 15-16 anni vedevi questa capacità incredibile che aveva di lavorare su un concetto complesso come lo spazio barocco in particolare, e poi sulla figura dolente, riprendendo episodi della storia sacra. Lazzaro, ad esempio, la Maddalena, cioè quelle figure legate all'essere perdente, e però anche a poter improvvisamente rizzarsi, ritornare a vita. Ma il numero di disegni che conosciamo dell'avvio di Vedova è in realtà questo che vi ho, i temi sono questi che vi ho adesso sinteticamente presentato, ma non è un numero altissimo. In realtà ce ne sono molti di più, ma non sono ancora stati pubblicati, forse bisogna dirlo questo. Cioè, abbiamo moltissime pubblicazioni di Vedova, rilevanti pubblicazioni di Vedova, ma un catalogo generale dell'opera di Vedova non lo abbiamo ancora. Questa era una delle questioni che, sai, su cui rifletteva Fabrizio Gazzarri moltissimo. Grazie a lui ho potuto vedere qualcosa di questi inizi che non sono ancora pubblicati. La capacità di disegno era incredibile, incredibile. Mi ricordo degli studi fatti di animali in campagna, forse 10-11 anni, in cui veniva portato in gita praticamente fuori porta. C'erano degli studi di animali in libertà. Un'abilità che io ho visto, francamente non sono un esperto nel modo più assoluto di disegno tout court, però io l'ho vista così spontanea, forse in Picasso, cioè questa estrema facilità di disegnare. E detto questo, stiamo
stiamo parlando di un autodidatta, cioè che si forma sul doppio percorso dell'educazione culturale, letterario-filosofica in primis, e poi ovviamente l'educazione visiva, quella che riguarda la sua arte, il suo percorso proprio. Ora, il vedova docente e docente di accademia in realtà è molto tardo, cioè stiamo parlando degli 1975-1986 più o meno. Esatto, di questo dobbiamo parlare, no? Fa 11 anni all'Accademia, con l'Accademia è legato storicamente, perché se poi si entra nell'archivio dell'Accademia, al di là che lui non è mai stato un giovane, uno studente dell'Accademia, e in realtà ci sono spesso contatti con vedova, partecipazione di concorsi a vedova, insomma c'è un'interlocuzione istituzionale, insomma non è che non c'è. Chiaro che arriva molto tardi e sofferta la docenza in accademia. Lui ha provato anche a restare oltre l'86 e c'è stato l'allora direttore, era Nedo Fiorentin, direttore storico legato all'anatomia artistica, che ha spedito lettere al Ministero per dire ma potrebbe restare anche dopo il pensionamento per chi ha la fama. Il Ministero rigidamente non ha accettato. Però stiamo parlando, come dicevo, della metà degli anni 70. Ora, storicamente Vedova ha avuto altri passaggi in accademia, no? Ben antecedenti al 75. Uno lo devo dire perché è notissimo, fa parte dell'iconografia di Vedova, è intorno al 1968. 1968, proteste alla Biennale, manifestazioni in Piazza San Marco, scontri anche con la polizia e, come si sa, fa parte dell'iconografia fotografica di Vedova. Lui che attraversa, lui, non le Cacciari Solitri, dei giardini della Biennale, nel viale, sì. Ma anche credo sia di Brengo Gardini, le foto a Piazza San Marco, con lui agitprop, lo avremmo definito più tardi, no? E gli studenti intorno. E che fa l'Accademia in quel periodo là? Ovviamente occupa completamente per mesi gli spazi dell'istituzione che erano appunto in campo della carità, e il vero docente alternativo, non ancora docente in accademia, ma certamente docente alternativo, era Emilio Vedova, contornato da allievi, anche da colleghi, eccetera, con un'accademia che si permetteva di invitare Rudi Dutschke, cioè, il capo del movimento studentesco tedesco. Allora, però quando parliamo appunto dell'avvio accademico, formale, istituzionale intorno alla metà degli anni 70, prima certamente col 68, ma non istituzionale, in realtà arriviamo in coda all'esperienza didattica di Vedova. L'esperienza didattica di Vedova comincia molto ma molto prima. Allora, quando possiamo farla risalire? Allora, secondo me, già nei primissimi anni 60-61, già cominciamo a vederla in atto, perché lui, pur non conoscendo inglese, poi se la cava sempre, con sua moglie, che invece era bravissima, Anna Bianca, sono invitati in America e fanno lunghe tournée in America, in cui lui presenta il suo lavoro presso le università americane. E ci sono immagini nei volumi di Vedova legati appunto al suo insegnamento. Dunque comincia ad insegnare all'estero e a livello internazionale. Stiamo parlando di una persona la cui formazione è autodidatta. Però, come dire, il grande avvio è con i 5 anni alla Sommerakademie di Salisburgo, perché lì in effetti succede qualcosa, perché la Sommerakademie è una struttura particolarissima che aveva ubicata nella Festung, nella fortezza sopra Salisburgo, il centro storico di Salisburgo, e spazi ruvidi da fortezza, adesso è un museo anche quello, insomma, e chiamato a seguito dell'abbandono di Kokoschka,
che era l'anima originaria della Sommer Academy. Il suo assistente era Vincenzo Ulisse. Sì, Vincenzo Ulisse è uno, ma ce ne sono altri, comunque anche Ulisse, sì. Però, perché viene chiamato alla Sommer Academy? Ma quando ho parlato delle conferenze in America, dicendo i primi anni 60, implica che Vedova aveva già una riconoscibilità internazionale. Motivo, 1960, Gran Premio della Pittura Biennale di Venezia. Poi ovviamente c'è tutto, in quegli anni c'è tutto il contatto fortissimo con Peggy Guggenheim, con la situazione veneziana, cioè lui è uno dei grandi artisti, no, intorno a cui la collezione, Peggy stessa si consulta insieme a San Tommaso e Tancredi Parmigiani, insomma, sì, prima il fronte nuovo delle arti, poi in qualche modo l'atmosfera non vedoviana legata allo spazialismo, alla presenza già ricorrente di Vedova ben prima del 60, cioè nel 1948 con il fronte nuovo delle arti alla Biennale di Venezia. Diciamo, la persona che va in America, che andrà in Brasile per la Biennale di San Paolo, ma che va negli Stati Uniti reiteratamente, Montreal nel 67, sì, è già una persona riconosciuta sul piano internazionale, cioè va una persona, insomma, non dico una star ancora, ma si accinge a diventarlo. Anche perché, oltre alla Biennale di Venezia, abbiamo ricordato il Gran Premio del 60, prima però avevo reiterate presenze col Fronte Nuovo delle Arti, col Gruppo degli Otto, insomma. Arriviamo a Documenta, a Kassel, siamo nel 63 secondo me, credo sia la terza edizione di Documenta. Allora, lì lui fa qualcosa che andate a vederlo poi all'ultimo piano dell'M9, perché lui aveva già partecipato alle edizioni precedenti di Documenta, perché Documenta apre nel 55, no? Aspetta, sì, 55, 59, la prima edizione 55, 59, 63 la terza, aveva ancora la quadriennalità periodica che poi invece è cambiata, diventa quinquennale. Allora, due accenni su Documenta, perché Vedova è lì, e poi ritroviamo le tracce di quel che ci interessa a noi. Allora, Documenta, come sapete, è l'altra grande macro manifestazione sull'arte contemporanea in Europa dal secondo dopoguerra. Vabbè, la Biennale 1895, chiaro, però Documenta si avvia dopo la Seconda Guerra Mondiale e circa una decina di anni dopo. Vuol dire che Germania è divisa, il muro arriverà qualche anno dopo la prima edizione, la situazione non è catastrofica perché sono passati 10 anni, dunque la ricostruzione è cominciata, si decide di generare questa macro mostra, negli anni diventerà una macro mostra, loro non è che ci credevano né che diventasse serie con più edizioni, né che avesse avuto già dalla prima edizione il successo che ha avuto. Lì l'anima è uno di Kassel, che è Arnold Bode, che reggerà 4 edizioni, le prime 4 edizioni, però accompagnato da uno storico importante che è Werner Haftmann. Giusto? Sì. Sì. Perché è importante Vedova in quel momento? Perché è tutta Documenta che presta attenzione all'informale, non esclusivamente, ma particolarmente all'informale. Cioè, in qualche modo prestano attenzione a quello che è lo stile nel quale noi, diciamo così, riconosciamo Vedova, no? Per eccellenza. E non entro nel merito del perché l'informale ha questa preeminenza, anche se sarebbe molto interessante, perché evidentemente è un gesto pensato come profondamente liberatorio, soggettivo, antiforma e fortemente polemico rispetto a tutto ciò che c'era prima, ovviamente, cioè la terribile dittatura nazista, che come sapete, come mostra delle avanguardie più nota, ha proposto des Entartete Kunst a Monaco, cioè l'arte degenerata, che tra l'altro una delle mostre che ha avuto più successo in assoluto come visitatori.
E è chiaro che Documenta nel 1955 parte anche da questo pregresso e mette in mostra o richiama i grandi maestri. E però richiama l'informale. Per questo ritroviamo Vedova a Documenta. Ma nella terza edizione fa veramente un botto. Perché gli danno un'intera sala, non è più questione di quadri, gli danno un'intera sala. E lui allestisce questo incredibile lavoro che è il Berliner Absurdes Tagebuch, l'assurdo diario berlinese, che è composto dai plurimi, da una serie di plurimi. I plurimi cosa sono? Vi ricordate quando ho accennato a quella questione dello spazio, no? Fin dai disegni del 35, 33, 36. I plurimi sono la proiezione nello spazio fisico tridimensionale del quadro, l'aggetto del quadro di Vedova. Cioè lui ha capito che il gesto non può essere solo sulla superficie, ma non può che essere nello spazio. E troveremo, questa è proprio una chiave di lettura per comprendere Emilio Vedova e la complessità delle installazioni che lui proporrà nel tempo. Attenzione, non ho perso il filo, perché ritroveremo un concetto di spazio anche nelle aule generate da Vedova. Allora, stando nel 63 e ai plurimi, tu hai appunto questa particolarissima articolazione di quadri-scultura, no? E alcune sospese, disassate, un po' gotiche, espressioniste, legate a quello che lui dice una certa lettura del Dada, è molto legato alla Germania, alla cultura tedesca Vedova, e per la preparazione della mostra di Documenta prende in affitto un grande spazio a Berlino di Arno Brecher, che era lo scultore del nazismo, monumentale, enorme. E questa, ecco, se potessimo fermarla, questa immagine che vedete adesso, questo strano riquadro, io non ho l'affarino perché ho detto mandiamo il loop, quello strano riquadro che si vedeva era lo spazio, questo è lo spazio Vedova a Berlino mentre prepara Documenta. Non è questo invece, quello che segue, no, benissimo, questo che segue invece, siamo negli spazi della Festung di Salisburgo, dove sta lui cominciando a fare la sua attività propriamente educativa, che comincia qualche anno dopo. Allora, il Vedova che predispone gli spazi lo dobbiamo rintracciare nella concezione stessa principale del suo lavoro artistico. Documenta 3 certamente, è stato ricordato poc'anzi da Stefano, Spazio Plurimo Luce, che è la grandissima installazione che Vedova ha fatto in occasione dell'Expo internazionale a Montreal, in cui lui che cosa ha fatto? Ha generato di nuovo sul concetto di plurimo, cioè di spazialità, non solo un'articolazione di strutture tridimensionali, ma l'ha complicata ulteriormente attraverso proiezioni luminose. Per le proiezioni luminose, stiamo parlando del 67, è una mostra che dura 7 mesi minimo, cioè tantissimo. È chiaro che non avevi i videoproiettori di adesso, adoperavano però dei videoproiettori Bosch enormi, macchinoni. Ma che diapositiva regge? Per una proiezione di 10 ore al giorno per 7 mesi, no? Allora, regge una diapositiva se è fatta in vetro. Il problema si era posto con un'altra installazione che tiene insieme il tridimensionale e la proiezione, che era Intolleranza 60. In quel caso lì, per il lavoro fatto con Luigi Nono, lui aveva usato le proiezioni, ma con delle gelatine che si deterioravano molto facilmente. Per la proiezione di Montreal ha utilizzato invece queste incredibili lastrine in vetro, sono veramente delle opere in scena, ho utilizzate parecchie, mi pare. Le ha fatte a Murano. C'è anche un film Rai che fa vedere lui mentre prepara questi materiali bellissimi. Aveva fatto dei dischi rotanti
in cui aveva inserito queste lastrine di vetro, aveva computerizzato il movimento di una dozzina di grandi proiettori in maniera tale che la proiezione fosse continua da fasci di luce diverse che colpivano gli oggetti tridimensionali. C'era un grande plurimo sospeso metallico, per cui di conseguenza sparava tutto. Ancora a dire che lo spazio vedova è uno spazio fisico che non possiamo nemmeno pensarlo come uno spazio esclusivamente a mano. Cioè, parliamoci chiaro, stiamo parlando di un pittore che ha fatto del gesto pittorico un elemento assoluto del suo lavoro, per cui il gesto pittorico e lo stesso taglio concettuale dell'informale ti allontana dal tecnologico, apparentemente. Da non confondere col gesto di Pollock, sì, quella famosa che era il primo Pollock, insomma. Cosa intendo dire? Intendo dire che pur partendo da questo primato del gestuale e di conseguenza del fatto a mano, che il famoso braccio teso che vi ho descritto all'inizio della conversazione in realtà diventa una sorta di pennello sismografico a registrare le pulsazioni dei quanti di energia, no? L'espressione sempre forte di Vedova, i quanti di energia, no? Che sono iscritti nel gesto, non è affatto in contraddizione col suo rapporto col tecnologico, per niente. E Montreal sancisce questo, sancisce che non c'è contraddizione fra un approccio così fisico come il suo e il supporto invece di materiali molto più complessi a caratteristica tecnologica. Anche nell'insegnamento tutto questo si riversa. Notiamo immaginare che da vedova escono tanti vedovini, forse come forma mentis, non come soluzioni formali, anche perché è difficilissimo da imitare. E siamo però a Salisburgo, e dunque siamo post documenta, comincia questo quinquennio a Salisburgo, che arriva fino al 68, 69 per l'ultimo, poi c'è una ripresa più tarda. E lì però a Salisburgo mette a fuoco gli aspetti concettuali. Cioè lui ripercorre la storia dell'arte. Cioè praticamente quella di Vedova, le lezioni di Vedova sono la storia dell'arte per gli artisti. C'è la storia dell'arte che fanno gli storici, poi c'è una storia dell'arte che gli artisti fanno per gli artisti, che è un'altra storia dell'arte, continua la sequenza. Se noi andassimo a vedere, mi sono portato il volumetto Vedova a Salisburgo, andassimo a vedere l'organizzarsi dei materiali per le lezioni didattiche, ritroveremo gli snodi principali del Novecento. Dunque vuol dire che lui ha una fortissima consapevolezza di quello che era accaduto durante il secolo, fino agli anni in cui stava lavorando lui. E l'intensità della sua informazione sull'arte era tale perché i problemi cubisti, piuttosto che futuristi, piuttosto che neoplastici, costruttivisti, Dada, eccetera, li aveva attraversati personalmente. Dunque ogni volta un ismo non è un'informazione, è una procedura attraverso la quale mettersi di nuovo in gioco. Rivedere come a te ti restituisce un problema che tu stesso devi porti. Il tema è uno, a Salisburgo come lo ritroveremo per anni a Venezia. Malerei heute. Pittura oggi, questo è il tema di Vedova. Il tema di Vedova nella didattica è la questione dell'urgenza. Un uomo è nel tempo in cui vive. Un artista non può che essere un recettore delle tensioni del suo tempo. E in questo modo anche tutto ciò che precede la soluzione formale a cui lui addiviene è, come dire, preparazione per quella soluzione medesima. L'uomo nel suo tempo è anche l'uomo che ha ripercorso i tempi precedenti. E quello che ho messo nello slide, che cos'è? Questo
sapendo che avevate una bellissima mostra qui nella sede del nostro centro, dell'M9, io non potevo riproporvi immagini di opere, perché le avete dal vivo, ne avete una bella quantità. Allora, quello che ho fatto è tentare di mettere insieme una sequenza di evoluzione dello spazio pensato come dire, dal laboratorio pittorico propriamente detto, Documenta, fino a Salisburgo, poi Venezia, però c'è una stazione intermedia che a mio avviso è interessante, anzi meglio due. Adesso, se è possibile, andiamo avanti una alla volta con le dia, se è possibile. Chiedo alla regia. Sì, va bene. Un momento, mi chiedono un attimo di tempo. Allora, questo è un po' più complesso, no? Agirlo. Allora, le dia io le ho messe per capire un pochino la sequenza dello spazio didattico, e non ho messo due stazioni intermedie che sono post Salisburgo e ante Accademia, che sono il 1972, la partecipazione di Vedova, ma grazie, gentilissima, la partecipazione di Vedova. Allora, questo sì, questo è Berlino, questo è lui che prepara Documenta, i plurimi di Documenta. Questi siamo negli atelier salisburghesi, qui è un misto di azione, performance, anche le immagini con cui lui fa vedere l'attività sono parte di opera essa stessa, no? Per cui non è che lui descrive in modo documentaristico ciò che accadeva. Lui fa diventare dell'informazione sui suoi laboratori una parte della produzione artistica e utilizza per questo moltissimo fotocollage e grafica. La grafica riveste per Vedova veramente moltissimo valore. Fortunatamente, adesso dico per chi è qua stasera che ha visto il lavoro sull'ultimo piano dell'M9, fortunatamente c'è anche una bellissima mostra di grafica nello Spazio Vedova a Venezia, per cui ci si può immergere veramente a capire com'è la concezione vedoviana. Allora, stiamo sempre negli spazi a Salisburgo, questo è lui, no? Questo profeta dalla lunga barba, questo spazio cantiere, questo è tutto un po' più ripulito, questa è la parte del suo testo sulla pittura, no? In eine Zeit delle solitudini. Succede questo che sta accadendo. Perché l'ho messa? Non per star qui a tradurvela, posso anche farlo, ma ci piegherei un attimo di tempo. Per dire come in Vedova l'operatività non è mai disgiunta, nonostante l'estrema vitalità del suo lavoro, non è mai disgiunta da una riflessione sul tempo e sulla posizione dell'artista, ma anche posizione dell'intellettuale nel tempo in cui si vive. Per questo in einer Zeit, no? In un tempo. Questo, dicevo, è una sorta di stazione intermedia. La mostra è Tra rivolta e rivoluzione, realizzata nel 72 con gli studenti della Sommer Academy di Salisburgo. Ma siamo a Bologna perché la mostra Tra rivolta e rivoluzione è del 72. Qui già vediamo come quello spazio attivo che caratterizza l'operare di Vedova viene restituito in una fase allestitiva. Questa è una mostra, no? Ma di nuovo noi ritroviamo gli aspetti legati non saprei dirlo diversamente, all'utilizzo di materiali da cantiere, tubi innocenti da impalcature. Per chi andava a visitare lo spazio di Vedova all'Accademia, era costruito così, era uno spazio nero, soppalcato con tubi innocenti. E anche le immagini a fortissima valenza grafica sono per un verso
ovviamente la sua capacità di aderire ad un tema che è così profondamente vedoviano, no? Tra rivolta e rivoluzione, ma allo stesso tempo hanno anche la valenza di documentazione su quello che lui veniva facendo negli spazi didattico, però laboratoriali, di Salisburgo. Nella grande immagine centrale poi ritroveremo qualcosa di quello che vediamo in seguito, quando provo a entrare un pochino di più dentro questa tematica doppia, gli allestimenti degli spazi, la comunicazione di ciò che in quegli spazi stava accadendo attraverso la grafica e la sperimentazione grafica. Qui siamo già all'Accademia di Venezia, e questo è proprio la costruzione di uno spazio per gli studenti. Ora è chiaro che è un collage, ancora una volta, c'è una valenza documentaristica che non è mai però separabile dalla valenza espressiva, in cui riconosciamo, con una certa fatica, certo, ma adesso vedremo lì, vedremo meglio, li troveremo meglio, la struttura a tubi innocenti che fa di un atelier uno spazio del lavoro, letteralmente un cantiere. E difatti questa è l'aula Vedova all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Questo è ovviamente la grande finestra, che è quella che dà sul ponte dell'Accademia. E dunque qui siamo adesso nell'attuale piano terra del museo, delle gallerie dell'Accademia e la parte dell'esposizione temporanea. Questa è l'aula Vedova. Lì in fondo si vedono, se non ricordo male, c'è Cacciari di sicuro e c'è Emilio Vedova, non mi ricordo le persone vicino. In un'altra troviamo un giovanissimo Germano Cedant. Cioè lui cosa faceva? Non è che faceva solo la lezione di pittura, lì l'aula diventava seminario, congresso, conferenza, ospiti illustri che vengono a parlare con gli studenti. Dunque era estremamente articolata la programmazione didattica del nostro artista, insomma, oltre appunto a questa particolarità della concezione degli spazi. Qua lo vedi benissimo, no? C'è la soppalcatura, tubi innocenti, che caratterizzava appunto l'Atelier Vedova a Venezia. E no, volevo dire, come dicevi tu giustamente prima, per lui la cosa più importante è l'occupazione dello spazio. L'occupazione dello spazio a 360 gradi. Non dimentichiamo che nel 1975 lui entra all'Accademia, sì. Nel 74 promuove una battaglia, sì, contro la trasformazione dei magazzini del sale in piscina pubblica, in piscina comunale. E lì occupa lo spazio dei magazzini del sale proprio con i plurimi, nel senso proprio di occupare lo spazio in modo che non ci sia altra forma di occupazione. Quindi quello già il 74 in questa vicenda diventa un personaggio pubblico, sì, dal punto di vista, perché i giornali ne parlano, ci sono ritagli di giornali moltissimi, insomma, di quel periodo, e poi appunto entra anche come docente, sempre con questa idea dello spazio occupato. Sì. È giustissimo richiamarsi al magazzino del sale. Se abbiamo la sopravvivenza dei magazzini è proprio anche grazie alla lotta di Vedova perché non si trasformassero in piscina comunale, pensate. Allora, se questo riguarda una sorta di carrellata, per quanto sintetica, sulla concezione di spazi didattici, adesso io ho messo qualcosa che sta fra il didattico e il grafico, perché questi sono, come dire, i tabelloni di Vedova, in cui è un costante sovrapporsi di concetti, di richiami appunto ai movimenti, no? Belle Moldada, poi Piscator, cultura, eccetera, e allo stesso tempo questa grafia che contraddistingue tutto l'operare di Vedova, le frecce, no? Ci sono le pluridirezioni del pensiero di Vedova che diventano anche artifici grafici, e allo stesso tempo siamo di fronte, perché queste sono mappe concettuali piuttosto complesse e raffinate. Al centro ovviamente, queste dovrei combinarle insieme per rendere l'intera tavola. Vedova fa del no, uno dei segni che contraddistinguono, dei concetti che contraddistinguono il suo operare, no, qualsiasi, no.
ricominci da. Se poi vedete sul lato alla destra, vedete che quei riquadri, quella sorta di incorniciamento, in realtà sta strutturando una problematica legata allo spazio e alla destrutturazione dello spazio prospettico. È costante questa dimensione e lo troviamo sempre nelle tavole. Concetti, grafismi, delineazione di posizioni. Se guardate in alto ritroverete la scatola prospettica da qualche parte, cioè per cui lui considera sempre la questione dello spazio, è fondamentale per Vedova. Lo spazio è ciò che agisci come artista, ciò che agisci come mondo, ma allo stesso tempo quello spazio ha una caratteristica, si cinge, cioè è descrivibile, è circoscrivibile, non tutto accade sempre ovunque, se no sarebbe irrelato. Dunque devi generare qualcosa che contenga l'incontenibile, ma se non ci fosse quel contenitore, l'incontenibile stesso sfumerebbe. E da questa esperienza nascono le famose lavagne. Certo. Sono appunto dei multipli che lui Sì. realizza in quegli anni su alluminio, Sì. che sono affascinanti dal punto di vista proprio lessico, anche dell'insegnare, cioè proprio il metodo e la metodologia. Allora, vediamo, ecco, questo è di nuovo lui in azione, ma l'abbiamo visto però non nel dettaglio, ma nell'insieme, quando ho fatto vedere fra rivolta e rivoluzione l'allestimento a Bologna. Di nuovo qui è difficile capire cosa accada fra la situazione vivente, la registrazione fotografica, il riporto fotografico all'interno di uno strumento che allo stesso tempo è espressivo, documentaristico e artistico. Dov'è che lui ha tentato a Salisburgo veramente di rompere un po' gli schemi? Quando esce anche dagli spazi della fortezza e occupa un padiglione nel parco di Mirabel, nel Mirabel Garten, che è sempre il centro di Salisburgo. Questo è un padiglione di tipo vivaistico, come poteva servire ad un parco che poi ha i suoi strumenti per essere mantenuto, eccetera, però era un padiglione. Lui genera un programma intensissimo di circa un mese e chiude la sua collaborazione con Salisburgo con anche polemiche mica di poco conto, per uno spazio che non cessa mai, cioè uno spazio vivente, continuo, per cui si dorme, si discute, si lavora, ci si ritrova, tenta lo spazio appunto in qualche modo totale, cioè quello che non ha più cesure fra ciò che compete all'arte e ciò che compete alla vita, che è il grande elemento di tensione in Vedova, no? Tu non puoi dire che quando Vedova non è artista, non è possibile, non cade nulla che non sia nell'ambito dell'espressività, non c'è niente. Anzi ci sono degli scritti, delle lettere a cui lui risponde a corrispondenti in cui dice se io non sono nello spazio del laboratorio, se non sono dentro all'opera, io non mi sento, non mi percepisco. E quello che vedete, l'angolino lì in basso, sono appunto la sintesi grafico concettuale dei 5 anni dell'Accademia Internazionale di Salisburgo, da cui poi deriva, come vi ho detto, un pochino l'attività nell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Ora io non ho moltissime altre dia, perché in qualche modo ho pensato di concentrarmi su questo, non poteva non esserci un omaggio a lui, questo, mentre disegna, struttura le sue lezioni opere. Credo che questa sia un'immagine che risale alle sue lezioni americane. Ecco, questo mi verrebbe da dirvi su Vedova, ecco. È un po' sull'Accademia e un po' sulla sua produzione.
un aneddoto che mi raccontava Fabrizio Gazzari, che io non sapevo, è che i materiali dei plurimi lui andava a recuperarli nelle barene, cioè proprio andava in barca nelle barene e recuperava questi residui, questi diciamo anche rifiuti da un certo punto di vista, e quando li riportava in studio diceva: lavoro su questi perché qui dentro c'è Venezia, cioè quindi la città per lui è sempre stata anche un momento di studio e di approfondimento, perché la città liquida e di pietra e acqua per lui erano i due elementi proprio cioè basilari di tutto il suo lavoro. Sì, questo è verissimo, non è possibile scindere Vedova da Venezia. È puntuale questa cosa che hai detto, anche nell'utilizzo dei materiali. Il premio Burano del 1954 lo vince utilizzando nel suo quadro, nella sua superficie, i materiali che dal corde di gomena, pezzi di legno. Ed è interessantissimo questo passaggio qui che ha detto adesso Stefano, perché è lì che si comincia a vedere che il quadro può avere una valenza non solo bidimensionale, e di conseguenza che sta accingendosi a conquistare lo spazio, proprio intorno a questi anni qua, e con le esperienze legate ai materiali veneziani di recupero che lui fa. In realtà ci sono moltissime cose da dire su Emilio Vedova, no? Ad esempio, quanto ho detto rispetto alla questione che ha anche una valenza didattica, no? Cioè gesto informale o tecnologia e gesto informale sono in contraddizione, stanno insieme. In Vedova si pone, è sempre lì la questione, si pone internamente al suo procedere artistico. Vedova arriva al gesto informale, il gesto che noi riconosciamo come tale, la sua grafia, ce l'ha nell'anima da adolescente. Se vediamo appunto gli studi di architettura ritroviamo questo. Però poi fa un lungo attraversamento del problema contrario al gesto, che è quello del geometrico. E ci sono dei bellissimi studi di Vedova, i capolavori di Vedova. Uno va a Capese, lo vede Europa 50-51, e hai queste incredibili strutture di cosiddette geometrie nere, in cui lì invece il lavoro è faticosamente per lui stesso, e lo dice, costruito, perché è tutto fatto di complessi ritagli, ma con queste grandi bordure nere. Allora, cos'è la bordura nera? Cos'è la geometria? È la costrizione che lui si impone a se stesso, ma che viene imposta dai sistemi della totalità, in particolare per lui evidentemente i sistemi nazisti e fascisti, no? Sistemi di contenzione, costrizione e alterazione dell'essenza dell'essere umano. Tutto questo è il geometrico che emerge come nero nei primi anni 50. Lui si libererà di questo, si libererà per ritrovare, tornando alla fonte di quel gesto molto più spontaneo e di cui abbiamo accennato, intorno alla metà degli anni 50, dopo un soggiorno nell'isola, in Liguria, di fronte alla Spezia. Allora lì vedi che il gesto di Vedova rompe il geometrico. Lui te lo dice, ti dice: sento sciogliersi il ghiaccio in me. Il ghiaccio in me è proprio la geometria, però il sistema di costrizione della geometria che aveva in quegli anni non lo abbandona mai del tutto. Il confronto è sempre sul problema gesto e forma costrittiva. Per questo abbiamo accennato adesso al spazio plurimo luce del 67, ma se andassimo a vedere la produzione di Vedova negli anni 70, i plurimi non sono più un'articolazione espressionistico quasi gotica per quegli elementi di veneziano che c'è dentro,
diventa molto più tecnica, con le putrelle d'acciaio che contengono e costringono queste sorte di superfici bidimensionali bifacciali che scorrono all'interno di binari obbligati, no? Sì. Plurimi I plurimi binari. plurimi binari. Certo. Plurimi binari sono l'elemento costrittivo, ma l'elemento costrittivo, vedo, l'aveva già ben attraversato. Per cui quando lui supera il concetto di prospettico e ritrova un concetto di spazio vitale, di spazio informale, di spazio gestuale, di spazio vissuto, di spazio partecipato, di spazio della tensione del tempo, non è perché non avesse un forte senso della forma. La forma lui l'ha attraversata e come costrizione, ma non come costrizione che si può semplicemente abolire, annullare, togliere di mezzo, perché genera una tensione, proprio questo. Sì, gli scritti di Vedova sono interessantissimi, quindi consiglio a chi li trova di leggerli, perché sì. Un pittore giudica l'architettura, nasce proprio anche da quel discorso che facevi tu all'inizio, cioè lui, poverissimo, va nelle chiese perché è gratis, perché non deve pagare i biglietti, non deve andare al museo. E quindi poi lui dice, e poi c'erano queste chiese, le architetture e questi pittori di chiese che mi hanno sempre affascinato. Quindi lui tutto parte da lì, da questa concezione di architettura multipla che poi lui riduce appunto a uno spazio plurimo. Sì. Io non lo so se... Io ovviamente sono aperto se ci sono domande, eccetera, ben volentieri, ecco. Se ho cose da chiarire che riprendo volentieri, Prego. Lo spazio plurimo, precisamente cos'è che si intenderebbe? Semplicemente uno spazio che accoglie diversi elementi o... Sì, allora, sì, è buono. Allora, la tela è bidimensionale. La tela messa ad angolo, le due tele messe ad angolo, già ti fanno intuire nel posizionamento dell'angolo. Questa è una mostra a Vedova a Palazzo Grassi, no? Vitalità 60. No, Vitalità 60. Vitalità 60, secondo me. Allora, vabbè, la sua memoria non è... che cosa intendo con la questione dell'angolo? La questione della cerniera. Il plurimo si regge, anche fisicamente si regge, perché il quadro introduce l'elemento di articolazione spaziale che è reso possibile dalla cerniera. Lo spazio plurimo è questo, è proprio la possibilità che il bidimensionale si articoli tridimensionalmente. Per far questo non può che generare un cardine intorno a cui il quadro in qualche modo ruota o si anima. L'altro elemento della pluralità, lo vedi, dell'essere dunque plurimo, lo vedi nello stesso operare artistico sulla bidimensionalità. In realtà Vedova non pensa mai se non per piani sovrapposti. Il plurimo, lo vedi benissimo questo, è come se sono piani che si intersecano quelli dei plurimi. In qualche modo, per avere un tentativo di entrarci vicino, è come se tu immaginassi scenari teatrali, no? C'è qualcosa di una teatralizzazione del quadro in Vedova nel momento stesso che lo articola tridimensionalmente e poi genera spazi immersivi. Questo è il plurimo, cioè il plurimo è che tu non sai più bene dove guardare, devi guardare dappertutto. Cioè nello spazio plurimo luce del 67 è come se tu fossi immerso, come se fossi dentro un caleidoscopio e tutto ci gira intorno. Concetto di lanterna magica, anche quello non è mica da togliere di mezzo. Il concetto di lanterna magica che è sviluppato da Svoboda lo ritroveremo in Intolleranza 60. Esatto, perché lui cita anche nei suoi scritti i plurimi nascono dall'esperienza teatrale con Luigi Nono, Intolleranza 60, perché la scena, il teatro e la costruzione della scena non permette un fondale, ma permette
piani paralleli. Sì. Quindi... Poi consideriamo anche che lo spazio così non ha veramente un solo punto dove guardare, perché accadono più cose simultaneamente sulla scena e non accadono nemmeno solo sul piano della scena vera e propria, perché possono accadere in alto. Per esempio in Tornanza 60 c'è un corpo sospeso, no? Sferico. Da dove viene questa problematica qua? Perché davvero, cioè, lui le dinamiche interne alle arti del Novecento le ha ben viste. E sono questioni legate agli spazi, in particolare, se li pensate, non tanto dadaisticamente, o meglio, non dadaisticamente alla berlinese, che ne dica lui di Berlino, che conta moltissimo, dovresti pensare piuttosto allo spazio al Merzbau di Kurt Schwitters, no? Per cui Dada sì, ma Dada Hannover. Kurt Schwitters articola la problematicità del passaggio dalla superficie, il quadro Merz, il Merz-Bild, ancora immagine, ancora bidimensionale, a Merzbau. Ed è quello che accade nella casa privata di Schwitters, che lui letteralmente costruisce una sorta di spazio grotta. Così estremo, la casa di proprietà degli Schwitters, che lui allontana gli inquilini dei piani sopra per poter sfondare i solai e proseguire con il suo Merzbau, una sorta di struttura, architettura, spazio organico che concresce con la sua quotidianità. Dunque il Merzbau di Schwitters, e poi dovremmo vedere forse, secondo me, vedo forse ancora più preciso, con la dimensione legata al pensiero costruttivista, ovviamente dovremmo ritornare un pochino a vedere Lisinski, perché Lisinski è uno di questi straordinari, sperimentatori che toccano moltissimi aspetti dei linguaggi artistici, no? Dalla grafica al quadro, il concetto di prun che cos'è? Qualcosa che sta fra lo spazio e l'architettura. Il prun è qualcosa che oscilla fra lo spazio e l'architettura. E anche lì non è un'improvvisata, deriva dal concetto di Planiti, Malevich. Già Malevich ha capito che il quadro non può essere più quadro, deve diventare architettura. E Lisinski lo porta all'estremo con l'idea di prun, ma soprattutto con l'idea di spazio prun, e quando lui si dedicherà ai grandi allestimenti che lo contraddistinguono, fra cui la mostra sulla stampa a Dresda, il Museo dell'Igiene a Dresda e poi la mostra sulla stampa, in cui ritroviamo questa idea di uno spazio plurale a più direzioni, molto articolato, che ancora una volta deriva dalla evoluzione del concetto di spazio nel bidimensionale. Di conseguenza in vedo tutt'altra temperatura, però queste cose non è che non le sa, non le vede. Se non ci sono altre domande, io ringrazio il professor Caldura per il suo intervento, che è stato esaustivo e ha portato un altro passo avanti la conoscenza di Emilio Vedova. Grazie Riccardo.